Allora, abbiamo iniziato a gennaio del 2021, quindi sono un po' meno, diciamo è 1 anno e 3-4 mesi da che mi occupo praticamente di genetica delle distrofie della retina. E ad oggi noi stiamo utilizzando un pannello NGS che ci consente di analizzare quindi 283 geni per ogni singolo paziente, senza perdere nulla, cioè nel senso ogni singolo gene viene analizzato in maniera accurata, quindi abbiamo la certezza di non perdere, di non avere nessun pezzettino di quel gene che rischiamo di che non sia letto. Oggi i risultati, abbiamo circa 140 pazienti che sono stati analizzati in 1 anno e 3 mesi, consideriamo che comunque il 2021 è stato un anno difficile per tutti. Abbiamo margini di miglioramento in questo, infatti il gap nostro sono i tempi d'attesa, perché praticamente il numero di pazienti che ci sono, non solo inviati ovviamente il 30% credo proprio da Campo San Piero, sono superiori alle capacità che il nostro gruppo può gestire, quindi questa è l'unica cosa che con il direttore che mi ha preceduto, il professor Salviati, stiamo cercando di migliorare, di velocizzare il. Detto questo, che però molte volte uno può dire sì, ma non gli cambia la vita a un paziente avere oggi questa informazione rispetto ad averla 8 mesi dopo. Non sono d'accordo, però spesso c'è stato detto anche questo. L'importante però è che il test genetico funziona, quindi siamo oggi fieri di dire che la maggior parte dei nostri pazienti, oltre l'80%, sono casi risolti, diciamo noi, dove abbiamo quindi trovato la mutazione, la variante patogenetica che causa quindi quella patologia. In quel 20%, in quell'altra quota di pazienti in cui non troviamo nulla, poi andiamo a fare quello che si chiama esoma, andiamo, seconda battuta, ad analizzare l'intero, tutti gli altri geni. Quindi con questo approccio crediamo veramente che sia la strategia vincente. Terapia genica è il futuro, ci stiamo anche lavorando perché oltre all'attività assistenziale facciamo anche ricerca, sono comunque ricercatore, adesso professore associato, ma facciamo assolutamente ricerca e dobbiamo capire quindi che il test genetico è importante per completare la diagnosi della patologia, ancora più importante per i bambini perché per queste patologie le caratteristiche cliniche, fenotipiche non sono subito manifeste e quindi molte volte sono sindromiche, quindi oltre alla retina c'è qualcos'altro da qualche altra parte. Nella Usher abbiamo il doppio problema, retina e udito, ma non solo. Nella Bardet-Biedl abbiamo adesso un caso molto bello che stiamo studiando con Francesco e qui faremo ricerca di una paziente che non aveva una retinite pigmentosa, ma in realtà non era mancato un collegamento di capire che le altre problematiche che aveva erano figlie di un'unica patologia che si chiama Bardet-Biedl e questo ci ha detto la genetica, perché andando a leggere il DNA ho trovato delle mutazioni in un gene che fa un PBS1, che è un gene coinvolto nella Bardet-Biedl. Per fortuna la saggezza del professor Parmigiani che aveva segnalato che oltre alla retinite pigmentosa in realtà c'erano anche altre, non si sa se correlate o meno, alterazioni. Questo è un esempio. È un grande strumento il test genetico che aiuta il clinico, completa la diagnosi, ma è importante per la prevenzione perché sapere qual è la causa madre nel cuore della cellula, cos'è che non va, quali sono gli interattori, le molecole che non funzionano, consente quindi di capire la biologia di quella patologia, che poi si esprime clinicamente in uno stesso modo, ma dentro la cellula avvengono cose diverse. E quindi questo poi è fondamentale per la terapia genica, perché la terapia genica si basa su farmaci che vanno a contrastare, a annullare l'effetto di quella molecola che non funziona e quindi diventa cruciale l'importanza di sapere qual è la molecola che non funziona, quindi sapere qual è il difetto del genetico. Importante anche per la prevenzione, ha accennato qualcosa a Francesco, perché oggi l'abolizione, o meglio la modifica della legge 40, consente anche di procreare evitando praticamente di trasmettere la mutazione al bambino. E questo ovviamente, se io ho una mutazione ed è una mutazione dominante, ho di fatto il 50% di probabilità di trasmetterla ai miei figli.
e quindi appoggiandomi ad un centro di PMA, di procreazione medicalmente assistita, che è un centro che parecchi di noi si sono dovuti appoggiare, magari per ipofertilità, si fanno i figli sempre più tardi. Ecco, oggi è possibile fare un test genetico a quei piccoli embrioni, a quelle piccole blastocisti, e quindi capire quali hanno la mutazione e quali no, e ovviamente impiantare nell'utero della mamma soltanto quelli che sono ovviamente negativi. Questo non è più fantascienza, questo è Francesco, in realtà anche Padova si sta muovendo, ne abbiamo la collega Daniela Zuccarello che sarà responsabile di questa unità operativa, sempre di genetica. Capite quindi il livello di difficoltà si alza di livello, perché non è più soltanto fare un test genetico su un adulto o su un bambino, ma addirittura su un piccolo embrione. Chiaro che sarà il futuro questo, perché ovviamente impediremo che ci siano bambini ovviamente affetti. Quindi pensateci bene che questo è. Quando ovviamente abbiamo già bambini o adulti che sono ovviamente affetti, allora dobbiamo a questo punto lavorare ancora sulla ricerca, perché dobbiamo ancora trovare quali sono le metodiche, le terapie che possono funzionare o meno. Noi stiamo facendo tanto, e rubo solo un minuto, anche su un modello di malattia che è un po' più semplice della retina, che è la cornea. La cornea abbiamo però le stesse metodiche, le stesse strategie, le applicheremo ovviamente anche alla retina. Per la cornea abbiamo un collirio molecolare, si chiama, in grado di inibire l'effetto di una proteina mutata nel gene P63 che causa sindrome EC. È un collirio che funziona, stiamo lavorando con l'AIFA per poterlo promuovere. Ovviamente questo è un lavoro che è stato fatto, iniziato nel 2007, pensate quanto tempo ci vuole, con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, però siamo pronti a fare qualcosa di altrettanto prezioso e importante per le malattie della retina. Vi ringrazio per l'attenzione.